Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, buon pomeriggio, dunque linea sera per quanto riguarda il live in diretta con notizie e commenti, già collegato con noi lo vedete l'avvocato Francesco Greco, presidente nazionale di Fare Verde, perché ci sarà un'importante iniziativa nel fine settimana. Buonasera a lei avvocato, tra poco andremo ad approfondire il tutto. Attenda un attimo perché dobbiamo dare alcune notizie di aggiornamento per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Allora, intanto andiamo a dare i numeri per quanto riguarda il Covid. Oggi in regione su 8.052 tamponi molecolari sono stati rilevati 499 nuovi contagi per una percentuale di positività del 5,86%. Sono inoltre 3.195 test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 193 casi, pari allo 6,04%. I decessi sono 17, a cui si aggiungono 10 pregressi in data antecedente il 28 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive 63, mentre quelli in altri reparti scendono a 561. I decessi complessivamente ammontano a 2.471, i totalmente guariti 53.371, i clinicamente guariti 1.591, le persone in isolamento 10.556. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 68.613 persone e a queste vanno aggiunte all'interno di questi 68.613 ci sono 825 che vengono da fuori regione. Passiamo allo sport perché si è giocato oggi la 18ª giornata del campionato di Serie D. Questi risultati: Adriese Montebelluna 0-1, Ambrosiana Este 1-1, Caldiero Ruparense 3-2, Campodarsego Chioggia 1-1, Cartignano Sedico 1-0, a Chions Union Feltre Chions 1-0, Chialense Muzzane Trento 0-0, Manzanese Arzignano 4-2, a Bolzano Mestre Virtus Bolzano 2-1, rinviata data da destinarsi Delta Porto Tolle contro Belluno. La classifica: Manzanese al comando con 34 punti, Trento 33, Belluno 32, Mestre 30, Chioggia 28, Este Caldiero 25, Luparense 24, Adriese 23, Chianis Muzzane, Cartigliano 22, Montebelluna 21, Arzignano 20, insieme alla Virtus Bolzano, Delta Porto Tolle e Union Feltre 19, Sedico 16, Ambrosiana 15, Campodarsego 9, chiude il Chions a 6 punti. E torniamo in diretta con il nostro ospite, eccolo qui collegato, l'avvocato Francesco Greco, presidente nazionale di Fare Verde. La ringrazio per la partecipazione. Allora, presidente, c'è un'importante iniziativa, no, nel weekend? Sì, siamo anche in Friuli Venezia Giulia a dar vita alla 30ª edizione del Mare d'inverno,
sesta edizione regionale, e domenica saremo a Sistiana Castelreggio dalle ore 10 per la pulizia delle spiagge e soprattutto per richiamare l'attenzione di cittadini ed amministratori sul fatto che l'inquinamento del mare sussiste nel corso dell'intero anno. Quest'anno abbiamo il solito patrocinio della Commissione europea, Rappresentanza per l'Italia, Ministero dell'Ambiente, Comando Generale della Guardia Costiera e per la prima volta finalmente la Regione Friuli Venezia Giulia. Parteciperà l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro e ovviamente l'amministrazione comunale di Duino Aurisina con il vice sindaco Massimo Romita che come l'anno scorso sarà presente con noi. Tutti ovviamente a lavorare direttamente, a pulire la spiaggia, a tutelare madre natura. Mi risulta che ci siano già le carovane pronte, nel senso che da quello che ho saputo e ho letto nel comunicato ci saranno diversi vostri associati dal Friuli Venezia Giulia che raggiungeranno la zona di Duino Arisina per darvi una mano, insomma, a portare in porto questa bella iniziativa. Beh, sicuramente in prima linea il gruppo di Forum Iuli di Cividale del Friuli, Manzano, Cormonna, il Friuli Venezia Giulia mai come in queste occasioni diventa un unico territorio, un unico popolo che si unisce per tutelare madre natura. Tra l'altro, come l'anno scorso, si stilerà una hit parade, una classifica finale dei rifiuti maggiormente trovati. L'anno scorso l'ha fatta da padrone il polistirolo e le bottiglie di plastica, tant'è che a un certo punto, soprattutto a Marano Lagunare, titolammo il mare di plastica, perché ne trovammo veramente tantissimi insieme alle retine per la miticoltura. Vero problema dei nostri mari dell'Alto Adriatico. Speriamo di riuscire a migliorare questa situazione, l'impegno c'è, l'impegno è forte. Devo ringraziare anche l'assessore Scoccimarro per il progetto fatto con il quale vengono autorizzati i pescatori a scaricare sui porti la plastica trovata nelle loro reti. Sino a un anno fa ciò non era possibile perché erano considerati rifiuti speciali e quindi avrebbe dovuto pagare una sovrattassa. Questo induceva molti a rigettare la plastica nel mare. Possiamo dire che insomma Fare Verde sta operando da tanti anni, vi ho detto, non solo in Friuli Venezia Giulia ma su tutto il territorio nazionale, però a volte magari il vostro operato ha meno visibilità rispetto ad altre associazioni collegate che però magari per motivi X, Y e Z fanno parte anche queste di altre aree, no? In un certo senso. Noi abbiamo fatto una scelta di autonomia e indipendenza dal 1992 in poi, e ovviamente qualcosa la si paga in termini di attenzione da parte del sistema, ma a noi interessa madre natura, riuscire a creare e portare quelle emozioni che solo operare in concreto diventano tue. Non scorderò mai l'emozione di una ragazza, di una studentessa l'anno scorso, quando operando con la consulta provinciale degli studenti a Marina Iulia mi disse: veramente io non pensavo che trovassimo tanta plastica, tanti rifiuti sulla battigia, perché nella società dell'immagine, nella società della comunicazione, i bei filmati sì, ti lasciano pochi secondi di attenzione, dopodiché vengono sostituiti da nuove immagini. Andare a lavorare, andare a rendersi conto di come l'uomo sta distruggendo madre natura, ti lascia delle emozioni forti che ti rimangono forti nel tempo. Con l'Isis da Ronco di Gemonda del Friuli, ad esempio, con la prima grafica, stiamo facendo un lavoro teso a mettere su fotografie, grafica, approfondimenti, relazioni, per far sì che i ragazzi che hanno scelto un indirizzo particolare, che è quello di grafica fotografia, riescano a comunicare in maniera differente emozioni che solamente forse le nuove generazioni possono ritornare ad avere e a dare. Non abbiamo bisogno di gente che venga dalla Scandinavia, ci sono tanti nostri studenti ragazzi pronti, e proprio oggi pomeriggio mi sono arrivate telefonate da parte di genitori del territorio di Duino Aurisina, ma anche da Udine,
che si informavano su come poter partecipare con i loro bambini. E in un tempo emergenziale anti-Covid come questo nulla è scontato. E quindi vedere di nuovo la riscoperta di cose che sino a qualche tempo fa davamo per scontate, come se non ci appartenessero più, come l'attenzione per madre natura, vuol dire che qualcosa di positivo l'abbiamo incominciato a rivedere. Certo. Senta Presidente, voi inizierete chiaramente dalla mattina, no? Fino al primo pomeriggio per le operazioni di pulizia. Dalle 10 alle 12:30 all'incirca. Insomma, 2 ore e mezza, 3 circa, ma di duro lavoro. Abbastanza. L'anno scorso ne abbiamo portati via molti di sacchi. Le prime stime che ci arrivano, dato che la 30ª edizione è iniziata per domenica scorsa a Marina di Pisa, in Versilia e a Pescara, ci dicono che 100 sacchi raccolti a Marina di Pisa, 100 sacchi, quindi all'incirca un 15 tonnellate, a parte 15 quintali, chiedo scusa, di plastica. C'era addirittura la ruspa che portava via i sacconi di plastica, sottolineo di plastica. Cioè, questo problema, se noi non iniziamo a invertire i nostri cattivi comportamenti verso madre natura, non può esistere che il mare sia diventato un mare di plastica. Proprio l'altro giorno ho visto un video di TGR Friuli Venezia Giulia est-ovest, faceva vedere un fiume di plastica in Bosnia e Erzegovina, al confine tra Croazia e Bosnia. Ci dobbiamo dare una mossa, così non si può continuare. Perché, come ha detto lei, madre natura non aspetta, no? Oh, assolutamente, ci ripresenta il conto anche con gli interessi. Certo. Senta, parliamo un po' anche delle altre iniziative che Fare Verde ha in programma in questo 2021. L'anno scorso c'è stato, e continua purtroppo ancora oggi, la pandemia, però comunque vada, come ha sottolineato lei, si è continuato, no? Nel lavoro, si è portato avanti nel limite del possibile, secondo anche le norme dei DPCM. Però, insomma, Fare Verde è operativa a 365 giorni l'anno, festivi compresi, no? Soprattutto i festivi. Proprio domani sera abbiamo una videoconferenza organizzativa sul settore tutela animali, che in Friuli Venezia Giulia vede la nostra dirigente regionale Rita Zamarian in prima linea, e stiamo appunto cercando di creare quei collegamenti nel Triveneto, ma anche sino al Reggio Calabria, passando per la Toscana ed il Lazio, per avere delle azioni comuni su questo fronte molto importante. Se pensiamo che proprio il Friuli Venezia Giulia è la porta d'ingresso spesso di commerci illeciti di cuccioli, di cagnolini che arrivano dall'est Europa, pensate come questa tematica sia alquanto importante da portare avanti. Tra l'altro le direttrici d'ingresso sono la A4 attraverso Fernetti o il valico di Rabuiese, passando appunto per il Lisert, o altrimenti l'altra direttrice, quella di Tarvisio, no? Sì, purtroppo è quello. Poi ovviamente c'è tutta la tematica sulla gestione e sensibilizzazione dei rifiuti solidi urbani. Non basta avere la NET che lavora, ma bisogna anche andare a incominciare a capire nei vari comuni come i singoli appalti vengono gestiti, come non è possibile girare per i comuni dove ancora ci sono i cassonetti, penso Cividale del Friuli, e dover trovare i cassonetti completamente pieni di carta, di vetro, di plastica. Vuol dire che qualcosa non funziona. Non è possibile continuare a vedere questi cassonetti sporchi e maleodoranti come se nulla fosse. Il sistema migliore è il porta a porta, ma anche gli altri sistemi vanno opportunamente resi efficienti. Però mi permetta, col porta a porta sono d'accordo con lei, magari nelle piccole aree, nelle città, insomma, non è che stia andando così tanto bene, anzi. Probabilmente va tutto capito, gestito per tempo. Non si possono fare i cambiamenti dalla mattina alla sera, vanno fatti gli studi, vanno fatte la formazione, bisogna fare le campagne informative prima eventualmente di fare delle rivoluzioni totali. Non ci si può inventare dalla mattina alla sera, soprattutto laddove ci sono dei condomini particolari. Quindi vanno create le opportune soluzioni, vanno ascoltati i cittadini, vanno interessati i cittadini. Non ci sono delle soluzioni
che vanno bene ovunque nella stessa maniera. Ogni cosa va ben calibrata sul suo territorio. Certo, insomma, bisogna andare a scuola anche per queste cose, dai. Sì, sicuramente. E perché no? Coinvolgere gli studenti anche per creare le campagne di formazione. Certo. Senta Presidente, allora abbiamo detto dinamicità, presenza costante sul territorio, lei tra l'altro, come ha detto, è il Presidente nazionale, non il Presidente regionale, ma dunque è il numero uno dell'associazione in tutta Italia. Se deve, diciamo così, se dobbiamo stilare una classifica, chi mette al primo posto e chi mette all'ultimo delle regioni virtuose in Italia, per quanto riguarda le iniziative del verde legate a Fare Verde? No, scusami un attimo, c'è stato qualche problema di connessione, mi sono perso la... Dicevo, visto che lei è il Presidente nazionale, ci può stilare una classifica, diciamo così, chi vince lo scudetto e chi retrocede in Serie B per quanto riguarda le regioni più virtuose e meno virtuose per quanto riguarda l'ambiente? Beh, sicuramente abbiamo grossi problemi ambientali in Lazio, soprattutto nella zona del Frusinate, dove abbiamo denunciato la presenza di innumerevoli casi di abusivismo edilizio e discariche. C'è un caso emblematico a Castelliri dove una discarica di rifiuti dentro tutto sopra, gli hanno costruito le case popolari e la gente sta morendo con tumori vari. Ecco, sono quelle cose che ti colpiscono in maniera grossa, ma non ci sono veramente quasi differenze, perché anche nel nord Italia ci sono tante situazioni gravi. Ricordo, se non sbaglio, Faedis, qualche anno fa una signora mi raccontava che mentre stava zappettando nel proprio cortile a un certo punto vide uscire dei rifiuti da sottoterra. Quindi si tratta solamente di sviluppare le conoscenze, muoversi opportunamente. 3 anni fa, mentre facevamo il mare d'inverno a Grado, zona Pineta, se non erro, c'erano bambini che giocavano con rifiuti di Eternit, con pezzettini di Eternit. Sotto la battigia era stato fatto il ripascimento con rifiuti derivanti da rifiuti edili e vari. Quindi si tratta veramente di conoscere. Diventa difficile dire chi va in Serie A e chi retrocede in Serie B. C'è un problema generale di attenzione verso il territorio che negli ultimi 30-40 anni non c'è stato. Dobbiamo tornare ad essere tutti in Serie A. Bene, io ringrazio l'avvocato Francesco Greco, in bocca al lupo e come sempre lei diciamo così, ci invierà materiale filmato, foto, insomma, come sempre per quello che avete raccolto nella giornata di sabato, no? La giornata di domenica. Di domenica, perdono. Non sbagliamo qui, se no la gente poi non ci vede, le carovane non arriva e si arrabbiano. Domenica 7, Sistiana, Fare Verde, raccoglieremo i rifiuti per riportare un po' di dignità a madre natura. Arrivederci, grazie e buona serata. Grazie all'avvocato Francesco Greco, vedo già in bassa frequenza collegata con noi il secondo ospite, dunque lasciamo libero l'avvocato Greco, lo togliamo come si dice perché anche lui ha degli impegni e la lasciamo alla riunione, grazie ancora, ecco che sparisce e ci appare l'avvocato Anna Agrizzi per quanto riguarda l'associazione dei diritti e tutela del malato in Friuli Venezia Giulia e non solo. Allora avvocato, innanzitutto buonasera e grazie per la partecipazione. Cosa ci racconta come Ultimissime? Buonasera, grazie Omar sempre per appunto interessarti a noi e a quello di cui ci occupiamo. Ovviamente noi come associazione abbiamo sempre il Covid nel mirino, nel senso che tanti anziani nelle case di riposo hanno contratto il Covid e chiaramente anche soffrono di questa situazione di isolamento relativa anche alla impossibilità di poter vedere i parenti. Sì, ci sono anche
delle situazioni che appunto in varie case di riposo stiamo approfondendo anche appunto nella gestione poi di quello che è stato l'iter del medico e clinico. Ecco, queste sono le cose importanti da sottolineare, come ha detto lei. 2020 è stato un bilancio negativo in generale, un po' per tutti, no? Però anche per la vostra associazione, negativo nel senso proprio negativo del termine, no? Che sempre di più purtroppo le persone sono costrette a rivolgersi alle associazioni per ottenere i propri diritti, no? Sì, infatti alla fine adesso con il Covid è molto difficile riuscire ad entrare in contatto con le istituzioni, anche con l'ospedale, perché ormai non si può più accedere tramite appunto un contatto diretto, poter parlare con gli operatori, bisogna fare tutto tramite il computer e noi riceviamo tantissime richieste di aiuto proprio per soltanto potersi rapportare con il medico di base, piuttosto che poter richiedere le cartelle cliniche, poter chiedere semplicemente una mano nel riuscire ad essere presi in considerazione. E questo chiaramente già prima c'era durante appunto nel 2019, insomma inizio 2020, poi col Covid si è appunto ancora di più, sono ancora di più aumentate le distanze burocratiche tra il cittadino e le istituzioni. Quindi adesso anche molti anziani si trovano in difficoltà perché non hanno molta dimestichezza con il computer, ad esempio se vogliono richiedere la cartella clinica e non possono più recarsi fisicamente presso lo sportello, ma devono avere un computer, devono imparare a richiedere la documentazione telematicamente e noi Certo. come associazione ci troviamo alla fine a cercare di risolvere queste problematiche base. Che sono le cose importanti come lei ha sottolineato. Senta avvocato, il 2021 è partito, siamo già al secondo mese, secondo il calendario, ci sono sentori secondo lei che ci potranno essere delle migliorie nel corso di questo 2021 per quanto riguarda proprio il discorso legato ai malati eccetera, oppure vi aspettate, non dico un flusso, ma probabilmente un aumento di richieste per interventi in corso d'opera? Ma sicuramente con l'arrivo del vaccino il 2021 insomma, si prospetta insomma, migliorativo. Ecco, vorrei mantenere insomma, questa fiducia proprio per poter insomma, cercare di voltar pagina, cercare di vedere finalmente la possibilità di tornare alla vita di prima. Certo. Perché ovviamente comunque è inevitabile il fatto insomma del distanziamento sociale, il problema appunto comunque della mascherina per chi ha magari una certa età e magari anche dei problemi di udito, insomma tutto quanto complica appunto le relazioni, ecco. Quindi diciamo il messaggio è sicuramente in questo momento è importante cercare di al di là diciamo insomma delle regole e tutto è molto importante mettersi una mano sul cuore e cercare di andare incontro all'altro chiaramente nel rispetto delle regole ma cercando di capire che in questo momento i più deboli veramente stanno soffrendo di più. E questa è una cosa importante. Senta, una cosa però l'abbiamo ottenuta assieme, no? Si ricorda l'8 dicembre, anzi il 6 dicembre, che eravamo, a metà dicembre, che eravamo collegati con, in esterna, voi eravate a Udine per un flash mob, noi invece eravamo in trasferta per un'altra iniziativa, ma stavamo facendo insomma una diretta simultanea, un flash mob che è servito, no? Ma sì, sicuramente. Devo dire che dopo il flash mob ci sono stati effettivamente dei concorsi che sono stati indetti dall'azienda sanitaria Friuli Centrale
che tra l'altro inaspettatamente ha anche aderito al nostro flash mob, e questo chiaramente ci fa piacere, perché le nostre rimostranze, le nostre richieste sono state comprese. Ecco, e quindi possiamo comunque vedere che anche se in ritardo c'è stata una risposta alle nostre richieste, ecco, perché più che altro la seconda ondata di Covid, lo abbiamo visto tutti, è stata molto feroce, ecco, no? Soprattutto nelle case di riposo, e quindi sarebbe stato comunque utile avere già pronti e formati, no? Sia infermieri che operatori sanitari che medici già da settembre, ecco, Chiaro, no? chiaro. E non a dicembre. Che era la cosa principale da fare. Però insomma, una goccia nel mare, ma è stata subito immediata, no? Perché già la sera ho visto che sono arrivati comunicati stampa da parte di chi di dovere che insomma ha visto la vostra protesta civile ma giusta, che ha funzionato nel breve e nell'immediato. Sì, sì, su questo sicuramente siamo stati ascoltati, e di questo comunque voglio insomma rendere merito all'azienda sanitaria Friuli Centrale, che sa che comunque quando devo appunto lamentarmi per qualcosa, Certo. insomma lo faccio. Se comunque c'è stato, si percepisce comunque uno sforzo, anche questo è giusto riconoscerlo. Possiamo dire che quando la Grizzi si muove, muove tutto il mondo in un certo senso, no? Ma diciamo che se mi muovo effettivamente i risultati devo dire che li Arrivano. ottengo, esatto, diciamo, insomma, non voglio dire sempre, però insomma, Certo. sicuramente Insomma, è un avvocato, mi ottengo dei permetta. buoni risultati. Certo, Ecco. mi permette, avvocato, lei non è la solita presidente che sta seduta ad aspettare, è in prima linea e dà il buon esempio ai suoi associati, perché combatte a favore per i diritti e le tutele dei suoi associati e nel contesto non fa solo presenza, ma è la prima a mettersi davanti come si dice, davanti al carro armato, come si dice, per dimostrare che lei è sul campo e non scherza. Questa è la cosa importante. Sì, assolutamente, perché stare comunque dietro una scrivania e comunque non esporsi, È semplice. di fatto questo poi comunque comporta anche delle limitazioni nei risultati. Ecco, è chiaro che sì, io cerco sempre di impegnarmi al massimo, di fare il massimo possibile, impiego anche infatti le mie domeniche per poter stare vicino ai malati e ai più deboli. E questo è un plauso virtuale che le facciamo, perché veramente lei è una persona che parla poco, ma con i fatti è sempre presente. E scusate se poco, viene da dire. Sì, Io grazie ringrazio Omar, l'avvocato, veramente. io ringrazio lei come sempre per la partecipazione, rimaniamo sempre aperti, tra parentesi, con le novità che l'associazione vuol lanciare anche attraverso lettere, e noi siamo sempre pronti e disponibili a darvi lo spazio giusto, perché ve lo meritate. Grazie Omar, veramente, perché insomma non tutti ci riconoscono l'importanza di quello che stiamo svolgendo. Siamo anche purtroppo non voluti bene anche. Beh, ma è positivo questo, Ecco, perché a volte si ricordi che quelli che le dicono troppo spesso brava, 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 sono i primi invece a fare l'esatto contrario. Ecco, insomma, vi posso assicurare che il nostro lavoro non è soltanto stare vicino a delle persone che comunque magari non capiscono la prima telefonata, che poi gli devi rispiegare le cose, ma è anche poi riuscire a ottenere dei risultati anche in situazioni dove c'è poco personale, dove c'è comunque insomma difficoltà di comunicazione, cioè è un momento comunque dove tutti i problemi nella sanità si sono ulteriormente ampliati, e quindi è molto faticoso riuscire a stare ancora di più vicino, insomma, alle persone che ne hanno bisogno. Certo. Bene, avvocato, grazie ancora e buon pomeriggio a lei, e mi raccomando, sempre sul pezzo. Assolutamente Omar, grazie mille a te, sai. Mandi
Mandi, serata. saluto adesso. Mi raccomando, Anna, sempre in prima linea, come sempre, Sì. no? Ecco, visto che adesso abbiamo potuto togliere la parte formale della diretta. Bene, io saluto l'avvocato Agrizzi, la lascio al suo lavoro, la tolgo dal collegamento perché devo dare ancora una notizia di cronaca. Buon pomeriggio e un saluto a tutti i componenti dell'associazione da lei presieduta a livello regionale ma anche a livello nazionale. Grazie ancora, la tolgo dalla diretta, eccoci qua. Riappaio io, come si dice in questi casi. Allora, vi diamo subito una notizia, è appena giunta la nota di cronaca nel pomeriggio, vi abbiamo aggiornato anche le note da parte dei vari presidenti delle associazioni di categoria presenti sul territorio regionale, dopo la nomina avvenuta intorno alle 13 di oggi da parte del Capo dello Stato, che ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo al professor Mario Draghi. L'ultima di queste in ordine cronologico è quella da parte di Nello Coppetto in qualità di presidente della CNA del Friuli Venezia Giulia. Metto la foto, allora andiamo a leggere la nota, proprio una sintesi. Coppetto dice: spiace per Giuseppe Conte, che per noi rappresentava la persona giusta e non potrà portare a termine il lavoro svolto in questi mesi, ma la scelta del presidente Mattarella per accelerare i tempi è la migliore. Quindi pieno appoggio anche a Mario Draghi, che ci aspettiamo possa lavorare con competenza e responsabilità sia per l'economia del Paese sia nella gestione dell'emergenza Covid. Questo è il virgolettato che ci è appena giunto da parte del presidente del Friuli Venezia Giulia della CNA, Nello Coppetto. Non ci sono altri aggiornamenti, torno in onda io, vi diamo appuntamento più tardi per Linea Notte, Linea Sera termina qui e come si dice da tradizione nella lontana e non perfida Albione, la lontana provincia dell'impero. Mandi, alla prossima. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.